Allora, per parlare della capacità di adattarsi e in particolare al cambiamento climatico, io non posso prescindere dal concetto, dalla nozione di vulnerabilità. Cos'è la vulnerabilità? Vedete, qui c'è una definizione, dunque è in inglese, ma insomma si capisce abbastanza bene, è il grado con cui un sistema non risponde o è incapace di far fronte a degli effetti avversi. In questo caso si parla di cambiamento climatico e di una variabilità climatica che prevede anche estremi climatici. Dunque questa definizione io l'ho tratta dal rapporto generale dell'IPCC del 2001. Ora è un rapporto un po' vecchio e devo dire che da allora l'IPCC è ritornato un po' su questa definizione, che però io mantengo perché la trovo particolarmente efficace, cioè la vulnerabilità intesa come risultante di tre componenti: l'esposizione, la sensibilità e la capacità di adattamento. Attraverso questi tre elementi, queste tre componenti, noi possiamo interpretare, tentare di quantificare, caratterizzare quella che è la natura del problema climatico, che è un problema di lungo periodo, non è un problema che si risolve nell'immediato, e caratterizzato da una complessità e da una eterogeneità dei fattori di rischio. L'esposizione dunque è la probabilità per un sistema di entrare in contatto con dei fattori suscettibili di generare dei danni. Però questi danni non è detto che si generino se il sistema non risponde, se il sistema non è sensibile. Per esempio lo stesso evento climatico estremo, dipende in che momento della stagione interviene, il risultato non sarà lo stesso perché la risposta del sistema non è la stessa. Sì, ecco. Quello che però emerge da questa definizione è l'accento posto sulla capacità di adattamento. Molti studi nella letteratura internazionale parlano di vulnerabilità, si presentano come studi sulla vulnerabilità, ma in realtà nella più parte dei casi si tratta di studi di impatto, perché per parlare correttamente di vulnerabilità noi dobbiamo integrare in maniera quantitativa la capacità di adattarsi. Invece nella più parte dei casi gli studi si fermano all'esposizione e alla sensibilità. Allora questo è un edificio diciamo dottrinale della vulnerabilità fondato su tre pilastri e che a sua volta riposano su tre fondamenta: la conoscenza, la modellizzazione e la deliberazione. Allora, esposizione e sensibilità, come dico, sono gli elementi che emergono di più negli studi sul cambiamento climatico, sono delle componenti di carattere agroambientale. I ricercatori come me possono gestire facilmente questi aspetti. Quando si tratta di intervenire sulla capacità di adattamento la cosa è differente, perché entrano in gioco le dimensioni socio-economiche, e un ricercatore sia che lavori nel suo ufficio sia che sia un ricercatore sperimentale, senza un'interazione diretta ma molto approfondita con gli attori del territorio, non riesce a produrre degli strumenti per quantificare la capacità di adattamento. Noi testiamo delle opzioni di adattamento: aumentare o ridurre la fertilizzazione, aumentare o ridurre l'irrigazione, il carico animale, eccetera, eccetera, ma questo non ha niente a che vedere con la capacità reale poi di un sistema, di un distretto, di un territorio di adattarsi. Per questo riposiamo su tre fondamenta: la conoscenza del sistema, conoscenza di base, la ricerca può dire molto su questo. Non possiamo prescindere dalla modellizzazione, perché dobbiamo proiettarci in un futuro e il futuro non abbiamo dati del futuro, dobbiamo generarli con dei modelli, ma il terzo fondamento è essenziale: la deliberazione, cioè prendere delle decisioni insieme, ricercatori e attori al di fuori della ricerca, attraverso processi, come ha spiegato il professor Roggero, di natura transdisciplinare. Questo processo è un processo in costante evoluzione, quello che complica naturalmente lo studio. Trattiamo scenari socio-economici che sono evolutivi, trattiamo modelli climatici che sono costantemente migliorati e che lavorano a una scala che non è quella del territorio, dove, come ha mostrato il professor Ruggero,
gli effetti del cambiamento climatico sono percepiti, per cui tecniche di regionalizzazione, di downscaling sono costantemente studiate, migliorate, per poi passare all'uso di modelli di impatto, modelli della crescita, dello sviluppo delle colture, della crescita, dello sviluppo di prati pascoli, alimentati con scenari climatici futuri, per tentare di stimare quello che si attende essere l'impatto di questi scenari. Poi però devono entrare in gioco gli approcci deliberativi. Cosa ne facciamo di questi dati simulati? Il ricercatore può trarre delle conclusioni sui dati in sé, ma che cosa questo implica in termini di risposta del territorio? Questo si può solo fare implicando gli attori. È quello che abbiamo tentato di fare in Sardegna. Dunque, questa è la metodologia, infatti, in 5 tappe, in cui la vulnerabilità riprende le tre componenti, e vedete che quando si passa alla capacità adattativa, in effetti è un ragionamento che bisogna mettere in atto. Non sono più semplicemente delle tecniche, dei modelli da applicare, ma bisogna immergersi veramente in un ragionamento o in un processo, come spiegava il professor Ruggero, per poter definire delle strategie adattative che siano coerenti e che tengano conto dei vincoli del territorio, che possono essere vincoli interni all'azienda o vincoli di natura più ampia, per esempio ambientali. Questo è un esempio di quelle carte colorate di cui parlava il professor Ruggero, che rischiano di essere inutili. Io non le voglio demonizzare, questo è uno studio che ho fatto io. C'è stata negli anni passati una grande domanda di queste carte, soprattutto da parte della Commissione europea. Un funzionario europeo in effetti ha bisogno di carte di questo tipo, perché danno delle grandi tendenze, permettono di farsi un'idea su quello che ci si può attendere in Europa. Qui stiamo parlando di scenari futuri al 2100, dunque proiezioni realizzate con traiettorie di incremento di CO2 differenti, interpretate da modelli climatici differenti. La risposta globale, generale, è che si va verso una maggiore esposizione all'aridità, quindi più condizioni di aridità. Quando poi questi scenari li immettiamo dentro dei modelli di impatto, qui è stato fatto girare un modello che simula prati pascoli in Europa, qui presentiamo delle carte colorate a una risoluzione estremamente bassa, perché si tratta di maglie di 25 o di 50 per 50, 50 per 50 chilometri. Ancora una volta grandi tendenze generali. Sulla produttività media dei prati pascoli non dobbiamo attenderci delle catastrofi, tutt'altro un aumento delle temperature accoppiato a un aumento della fertilizzazione azotata può essere una buona notizia, per esempio per prati situati a una certa altitudine, dove le condizioni potrebbero divenire più favorevoli. Ma se si va alla prossima cartina colorata, è questo un fatto che è emerso anche nelle presentazioni precedenti, e è una regola abbastanza generale ormai negli studi di cambiamento climatico: non è tanto la produzione media in sé che ci attendiamo sia impattata, ma è la sua variabilità, la stabilità delle produzioni nel tempo, e questo naturalmente può porre dei problemi. Ma come detto, questo tipo di carte non aiutano molto a mettere in atto delle strategie adattative, perché le strategie adattative si mettono in atto nei territori, quindi bisogna scendere a livello dei territori e implicare gli attori che sono sul territorio. E è quello che abbiamo tentato di fare nel caso di studio dell'Oristanese, attraverso un processo di co-apprendimento e co-costruzione, quindi ricercatori e attori di natura diversa, non solo agricoltori, dirigenti di cooperative agricole, ma anche consumatori, anche associazioni che si occupano di gestione agricola e anche persone sensibili alla problematica ambientale, perché si tratta di integrare un territorio nella sua globalità. Da questa immersione transdisciplinare sono emerse delle priorità. Tutti questi attori insieme hanno identificato una lista di 21 priorità che sono state raggruppate per macroarea, che riguardano lo sviluppo economico rurale, che riguardano lo sviluppo aziendale, l'ambiente, ma anche la ricerca e l'educazione e altre attività. L'accesso al credito, l'educazione.
queste sono priorità identificate localmente, non sono dei ricercatori che le hanno identificate, ma dei ricercatori in dialogo con gli attori. Queste priorità, prego, sono state poi tradotte in indicatori di natura socio-economica, a loro volta raggruppate per determinanti infrastrutturali, tecnologici, economici, flessibilità, conoscenza, sensibilità e capitale sociale, a loro volta aggregati in componenti, abilità, azione e consapevolezza, e finalmente tutto converge verso un indicatore della capacità di adattamento, perché se lasciamo le priorità listate e disaggregate e non le combiniamo per produrre un indice sintetico della capacità di adattamento, il rischio è che l'informazione resti disaggregata e che non sia percepita nella sua essenza. Quindi, applicando una tecnica, abbiamo integrato questi 21 indicatori che ora nella prossima slide vediamo, anche se la qualità è piuttosto bassa. Vedete che c'è questa lista di indicatori raggruppati in determinanti e raggruppati in componenti, e ogni indicatore è stato calcolato, gli è stato dato un numero che si confronta con due soglie. Dentro ogni linea c'è una F e una U. F e U, voglio dire favorevole e sfavorevole, quindi siamo andati, una volta identificate queste soglie, a vedere se i nostri indicatori erano dentro questo range oppure al di fuori. Quindi favorevole, sfavorevole. Vedete un esempio di indicatore, per esempio la percentuale di aziende con più di 10 impiegati che hanno introdotto delle innovazioni tecnologiche. Questo è un indicatore dell'innovazione dei sistemi di produzione che rientra nel determinante tecnologico e nella componente abilità. Oppure il numero di brevetti registrati presso l'Ufficio Europeo Brevetti per numero di abitanti, anche questo rientra in un discorso di natura tecnologica. Oppure la percentuale di spesa per misura agroambientale sul totale dei piani di sviluppo rurale. Questo è un indicatore della condizionalità ecologica e rientra nel determinante recezione sensibilità, come certe problematiche sono recepite, la sensibilità degli attori a questo tipo di problematiche. Una volta che abbiamo combinato tutto, possiamo produrre dei numeri. Il risultato finale è un valore di 0,6, prego. Dovete sapere che dopo la normalizzazione il valore di 0 è l'ottimo e il valore di 1 è il peggiore. Quindi possiamo dire, prego, che nel nostro caso la capacità di adattamento del nostro territorio è una capacità medio-bassa, perché è più vicina a 1 che non vicina a 0. Medio-bassa vuol dire che ci sono degli elementi sicuramente di fragilità su cui si potrebbe intervenire per rinforzarla, e tra i fattori di fragilità vedete che è sempre tra 0 e 1, quindi 0 ottimo e 1 pessimo. Vedete che a livello infrastrutturale e tecnologico vengono identificati dei fattori di fragilità, ma anche in termini economici, mentre i fattori di forza risiedono proprio nel fatto che c'è un buon capitale sociale nella regione, c'è una sensibilità a queste problematiche che è elevata, che porta a un attivismo sociale, a un'implicazione in associazioni o anche in partiti politici, e che quindi queste problematiche possono essere integrate in decisioni. Questi sono i punti di forza, ma ci sono fattori di fragilità. Se noi ritorniamo indietro, indicatore per indicatore, potremmo questi fattori di fragilità identificarli per future azioni in modo da rinforzarle. Ora, tutte le presentazioni che mi hanno preceduto sono concluse con una lunga lista di questioni aperte. Io ve ne propongo due. Una, vi chiedo se ritenete che un indicatore aggregato di questo tipo sia appropriato per stimare la capacità di adattamento, e la seconda, se al di là del valore in sé su cui possiamo ritornare, perché delle scelte sono state fatte in termini di soglie, in termini di fattori di ponderazione di diversi indicatori, se da una metodologia di questo tipo c'è qualcosa da guadagnare o da perdere. È una metodologia che integra percezioni, le abbiamo viste, degli attori, ma integra anche attese e aspirazioni. Attese sono quello che gli attori si aspettano succeda,
le aspirazioni sono quello che vorrebbero che succeda. Quindi con queste due questioni aperte io vi ringrazio e nel corso della mattinata penso avremo modo di approfondire ulteriormente.